Buone notizie per la pediatria del Cafoncello. Da oggi infatti il reparto potrà avvalersi degli 11 monitor di controllo e di altra strumentazione all'avanguardia acquistata dall'ospedale grazie alla donazione di 50.000 euro fatta dalla cooperativa Vega, gruppo supermercati Maxi, per festeggiare i 50 anni di attività. Abbiamo pensato che in questa circostanza dell'anniversario, i 50 anni di vita dell'azienda, non doveva essere, come ho detto prima, solamente un ricordo, ma bensì che lasciasse un segno importante, attraverso di ricordo a tutta la società. Il reparto pediatrico di Treviso, assieme a Padova e Verona, è uno dei più importanti del Veneto. Ogni anno assiste 1.100 bambini per ricoveri ordinari ed altri 1.000 passano di qui per osservazioni brevi. Siamo un ospedale di una pediatria di secondo livello, con un collegamento sempre con Padova, e abbiamo il ruolo e anche, lasciatemi dire, l'ambizione professionale di poter fare da riferimento per una grossa area del Veneto. Intanto dalla direzione arriva la conferma dello sblocco del turnover estivo. Noi abbiamo avuto l'autorizzazione regionale per assumere tutte le persone richieste per dare il turnover e soprattutto per aiutare i nostri professionisti che vanno in ferie e quindi ad essere sostituiti.